Marcello Giavarino è un volto noto nella provincia di Agrigento per essere stato presidente dell'Agreas in Lega Pro, ma è anche un imprenditore, ecco, che opera in uno stato come quello bulgaro, che si trova a pochi chilometri, quasi al confine, sia della Russia che dell'Ucraina. Ecco, come vive un imprenditore italiano questi momenti di guerra? Al momento sono momenti di tensione, specialmente in Bulgaria, perché trovandosi vicino all'Ucraina e quindi c'è un grandissimo flusso di immigrati, la tensione è veramente alle stelle. Ecco, questa guerra che è successa, è scoppiata, si poteva evitare. Secondo me sì, bastava un po' di dialogo in più tra le parti ucraine e russe, si poteva eventualmente evitare. È molto importante che sia la diplomazia a prendere di nuovo il sopravvento. Ecco, secondo te, come si potrebbe risolvere la situazione? Perché ci sembra di capire che sia una questione di territori, di spartizione di territori. Sì, effettivamente nasce dai russi separatisti che sono nel Donbass e secondo me dovrebbero un po' abituarsi a convivere insieme, sia gli ucraini che i russi che si trovano là già dal periodo dell'URSS. Ecco, troppe vittime, bambini, donne, anziani, persone civili, oltre che tanti padri di famiglia, ecco, che accompagnano le proprie famiglie proprio ai confini con le altre nazioni e poi ritornano indietro per andare a combattere. Infatti, secondo me, noi della generazione appunto della seconda guerra mondiale era impensabile che nel 2022 potesse scoppiare una guerra del genere e che la gente che aveva una vita normale dovesse lasciare tutto per riprendere le armi. Secondo te questa guerra terminerà quanto prima? Secondo me sì, perché guarda, la guerra non ha interesse nessuno a farla, a parte i produttori di armi, ma poi il popolo vuole vivere una vita normale, quindi si raggiungerà presto un accordo. Il Papa Francesco dice, e noi siamo d'accordo, che alla fine della guerra nessuno vince. Esatto, esatto. Nelle guerre non c'è mai un vincitore, Speriamo che finisca presto allora. ce lo auguriamo tutti, ma siamo convinti.